I tentativi di fare la legge sulla lingua sarda naufragarono perché il Partito Comunista proditoriamente votò contro, dopo che il capogruppo disse noi siamo d'accordo, un tradimento mostruoso. E quel gruppo culturale è ancora attivo, ce l'abbiamo nemico anche oggi nell'Università di Cagliari e nell'Università di Sassari. Io vi posso portare tutti gli interventi, a sentire gli interventi di quei due professori dell'Università di Sassari contro l'insegnamento del sardo curricolare. Sono i cascami del dibattito di allora, vecchi di 30 anni, ma ce li abbiamo ancora contro e si stanno mettendo di traverso. Tant'è la questione, sentendo il rettore, che io rispetto come rispetto l'università, dire abbracciamoci, dico no, prima vedere Cammello, perché loro praticamente si stanno rifiutando di applicare la norma regionale dell'osservatorio del piano triennale che impone il 50% di insegnamento in lingua sarda. Lo dico, no, non lo facciamo in lingua sarda, lo facciamo nei laboratori. No, non è così. E allora perché Cagliari l'ha fatto? Tant'è Cagliari è partita. Professore, sull'insegnare. Aspetta, ci arrivo io. Ci arrivo io. E non lo scherzo usato. Ci arrivo io, non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Perché se non lo sanno fare, lo dicano. Facciano il 50% in italiano. Io non è che gli faccio l'analisi del sangue e gli dico tu non lo sai fare, io non sono linguista, come dicevo prima, noi siamo politici su comunità della lingua sarda, che vogliamo certi obiettivi concreti, però non ci potete prendere in giro, mi dispiace non ci sia il rettore, perché da voci di corridoio pare che abbiano ripresentato la vecchia formulazione escludendo l'insegnamento curricolare del 50%, che è un vulnus mostruoso, è un ritorno indietro di reazione che noi non possiamo accettare. Non solo, ma avrebbero messo una norma che esclude dall'insegnamento coloro che non sono universitari col timbro dello Stato italiano, perché non vogliono naturalmente chi in Sardegna in questi 30 anni sta lavorando tantissimo e ha esperienze e capacità. Allora, se loro fanno questo, con noi non avranno pace, gli faremo una opposizione enorme. Perché? Perché la lingua per noi non è solo quello che è stato detto prima da tutti, e si può dire ancora di più, ma è l'elemento fondamentale per farci fare il salto in avanti nella strada dell'autogoverno. Cioè darci un nostro Parlamento con una nostra Costituzione con tutti i poteri, come in Scozia, come in Catalogna, come nelle parti d'Europa più civili e più combattive. E finisco. Grazie. Grazie. Aspetta, non devo dire una cosa. Se finisci qui è bellissimo. No, ma siccome è proprio nel punto centrale. Sì, però c'è la questione dei soldi, ci metto pochi minuti. Va benissimo anche l'assessore, perché veramente è stato molto vicino alle nostre idee. Il problema non è l'assessore, è il Consiglio regionale, cioè adesso devono fare il bilancio e non possono mettere 2 spiccioli per la lingua sarda, devono mettere soldi, dinari.